La norma che abbiamo approvato oggi è una norma di valorizzazione dei leoni di San Marco, una norma che riguarda il recupero, la valorizzazione, appunto, la sistemazione, la manutenzione, il ripristino dei leoni nei luoghi in cui erano stati previsti. Sappiamo che ci sono tantissimi leoni nelle nostre città, nelle nostre piazze, nei nostri luoghi, addirittura in luoghi in cui la Repubblica di Venezia considerava simbolici. E questo nonostante nel periodo napoleonico siano stati distrutti più di 5.000 leoni di San Marco. Approvato il progetto di legge regionale su iniziativa del consigliere padovano Luciano Sandonà per la tutela dei leoni di San Marco, una norma per promuovere e valorizzare il simbolo del Veneto presente nelle strade e nelle piazze delle nostre città, ma non solo, sì, perché il leone marciano si trova anche fuori dal Veneto, a Trieste, come a Capodistria fino a Cipro. La nuova legge prevede fondi per la manutenzione e il restauro delle opere, il ripristino dei leoni di San Marco, dove presenti, e la posa di nuovi. Questa norma mira a riportare un simbolo che è riportato anche nella bandiera della Regione Veneto, è un simbolo che rappresenta tutti i veneti, un simbolo di unione, di forza, di identità del popolo veneto, così come riportato nello statuto della Regione Veneto. E per questo abbiamo voluto fortemente questa norma che darà forza a un'opera di restauro e di ripristino, appunto, non solo nel nostro territorio, ma anche nei territori dell'ex Repubblica Serenissima, quindi al di fuori della Regione Veneto, nella Dalmazia, nell'Istria, nelle isole greche e a Cipro.